Sergi Punset, allenatore dell'Azzurra, un pareggio in rimonta che ti soddisfa pieno oppure? Buonasera, sì, io anche quel momento che abbiamo stato 0-2 al secondo tempo non era giusto, perché meritiamo noi di più. Penso che oggi la partita l'abbiamo controllato praticamente tutta noi, Monza ha fatto una partita come sempre, perché Monza c'è una squadra con un buon allenatore e che lavora bene, che gioca bene, ma che penso che oggi abbiamo fatto noi un po' di più per vincere la partita che loro, ma alla fine loro hanno giocato bene i suoi punti, hanno fatto 2 gol che credo che non era giusto perdere 0-2 alla fine primo tempo, perché noi abbiamo, i primi 15 minuti abbiamo la possibilità di marcare minimo 3-4 gol in più, ma non abbiamo concretizzato e l'abbiamo pagato come sempre. Ma al secondo tempo ci abbiamo diciamo, messo un po' in testa di giocare un più la palla, essere più aggressivi, e credo che l'abbiamo controllato, e penso che il pareggio, mi dispiace perché vogliamo la vittoria, ma un punto contro una squadra come il Monza perdendo 0-2 sta bene. Non è stata una settimana facile perché c'è Fede Ortiz e Matteo Cardelle che avevano dei problemi fisici. Certo, non hanno allenato in tutta la settimana perché muscolarmente c'erano un po' infortunati, e abbiamo lavorato solamente con 6 giocatori e qualcuno di La B che ha dato una mano e che ringrazio davvero, ma veramente non è lo stesso. La settimana è stata un po' così a livello di preparazione, ma quello importante è che loro hanno dato il suo contributo qualche minuto. Sicuramente Matte e Cardella lo abbiamo al 100% per sabato, vediamo Fede perché si è fatto un po' di male, allora sono anche contento del suo contributo, ma gli altri 6 giocatori hanno dato un esempio di professionalità e di carattere, perché perdendo 0-2 al secondo tempo andare in pista non è facile a casa, e l'abbiamo fatto, penso che a un livello altissimo, abbiamo fatto la rimonta anche con la possibilità di vincere. Nel finale la pallina scottava un po', forse qualche fantasma di qualche partita persa alla fine si è fatta sentire. Questo che mi è piaciuto di più, perché abbiamo gestito quel momento così di emergenza o di pericolosità molto meglio che fino ora o che qualche partita. Per esempio la partita di andata contro il Monza, a manca di 4-3 minuti stavamo pareggiando 2-2, abbiamo fatto un errore grosso, abbiamo perso 3-2. Oggi abbiamo gestito bene quella situazione, la squadra sta imparando a gestire bene anche emozionalmente questo, e credo che la crescita è chiara. Sono contento soprattutto anche di questo, perché questa cosa in momenti importanti dove vogliamo andare fuori play-out, o se magari purtroppo dobbiamo giocare il play-out, in quel momento lì ci sarà la testa fredda per gestire bene quel momento. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie.